Questa è, increduli del mondo, la veridica storia della Mamma Grande, sovrana assoluta del nostro regno, che visse in funzione di dominio per 92 anni e morì in odore di santità, un martedì dello scorso settembre, vinta una bella giornata di sole. Ora che hanno ripreso possesso delle loro funzioni, tutti coloro che hanno rappresentato il potere pubblico e le potenze soprannaturali nel corso della più fastosa circostanza funebre riportata dagli annali storici, mo che gli zampognari di San Jacinto, i contrabbandieri del Pallonetto, i risaioli del Sinù, le prostitute della Marina, gli stregoni della Sierpe e i fruttivendoli di Antignano stanno rizzando le tende per riprendersi dalle fatiche della veglia estenuante. Ma che è impossibile passare dal paese a causa delle bottiglie vuote, le muzzune sigarette, la luce spuntata, le buattelle, le mappine, ragionezze e merde sul sim, lasciati dalla folla che ha partecipato ai funerali. Muoio un momento. Ora è giunto il tempo di appostare uno sgabello alla porta di strada e incominciare a raccontare, prima di dar tempo agli storici di arrivare a stendere zucchero a velo sulla torta arancida delle manelingue.
turbato nel fragore di quel funerale, fu lo strepitoso sospiro di sollievo esalato dalla folla, quando per mettere 14 urne di preghiera, zurfamenti e divirambi, e la baratomba fu sigillata. Mancava quindi soltanto che qualcuno accostasse uno sgabello alla porta di strada e incominciasse a raccontare questa storia, lezione e monito per le generazioni future, in modo che nessuno degli increduli del mondo rimanesse digiuno della nuova della mamma grande. E domani, mercoledì, verranno gli spazzini e spazzeranno la zuzzima dei suoi funerali per tutti i secoli dei secoli.